Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi insieme consacreremo un mazzo di tarocchi. Rispondo infatti a una richiesta che mi è stata fatta in qualche commento in uno dei video precedenti e spero appunto di accontentare la persona che aveva appunto necessità di capire come si consacrano i tarocchi. Esistono più modalità, alcune sono più semplici, altre più complesse, alcune guardano la luna, alcune consacrano i tarocchi agli elementi. Oggi noi vedremo una consacrazione molto particolare che può essere fatta soltanto in questo periodo dell'anno. Sto parlando del periodo e dell'arco temporale che va dal 26 dicembre al 6 gennaio. Al di là di questo periodo, o prima o dopo, non è più efficace e comunque generalmente di buon auspicio anche per apportare fortuna alle nostre letture. Cosa ci occorre per fare questo piccolo rituale di consacrazione? Ovviamente incenso, mi raccomando, non fate come quelli che si improvvisano esoteristi e accendono i bastoncini stick dove probabilmente di incenso non c'è più niente. Usate incenso puro in grani o comunque resine pure al 100%. Lasciate perdere quei bastoncini di cui non si sa neanche la componente qual è. Vi mostro comunque, questo è olibano, è considerato incenso reale e nell'ambito magico è uno degli incensi più pregiati per il potenziale astrale che sprigiona. Dunque, incenso in grani, un portacandele, qualsiasi, va benissimo in qualsiasi tipo, un carboncino da incenso con le pinze ovviamente, altrimenti quando l'accendete vi cucinate le dita, il bruciaincensi di terracotta, in alternativa va bene anche uno in metallo, avrete bisogno di una candela rossa, un nastrino rosso che servirà poi a legare il mazzo di tarocchi, un rametto di un'erba considerata sacra, in questo caso è l'alloro, perciò andrà bene l'alloro, andrà bene comunque anche il ginepro per fare un esempio, un sacchettino rosso all'interno del quale custodiremo il mazzo di tarocchi consacrato, mettiamo da parte, un piattino contenente sale grosso e un piattino con dentro degli alimenti di buon auspicio, cioè del riso, lenticchie e uva passita. Potete aggiungere comunque anche fichi, nocciole, in base a quello che avete, comunque è un'offerta che comunque raffigura l'abbondanza in questo caso. Come si procede dunque? Intanto fisseremo la candela accendendola, faremo appunto scaldare la cera, ne faremo colare un po' in modo da usarla come colla. Ovviamente, ecco qua, così che non dovrebbe cadere. Allora, una volta accesa la candela, sarà per noi facilissimo a questo punto accendere il carboncino. Occhio che fa un po' di scintille, attenti a non fare una fiammata insieme al carboncino e lo posizioniamo nel nostro bruciaincensi. Allora, posizioniamo, vedete? C'è
un incavo nel carboncino e all'interno di quest'incavo mettiamo l'incenso in grani che comincerà appunto a emanare i suoi fumi e a saturare l'ambiente. A questo punto abbiamo la candela rossa accesa. Ah, vi serve una tovaglia rossa, mi stavo dimenticando quest'altro dettaglio, dunque infatti non è un caso che io l'abbia messa. Tovaglia rossa, candela rossa, nastrino rosso, incenso in grani puro, carboncino per incensi, bruciatore di incenso, un rametto secco di un'erba sacra, in questo caso ho scelto l'alloro, un piattino contenente del sale, un piattino contenente un'offerta di alimenti che rappresentano appunto l'abbondanza, la prosperità e la ricchezza. Infine un sacchettino rosso dove poi metteremo il nostro mazzetto consacrato. Ora predisponiamo un po' di spazio sul nostro tavolo e come prima cosa passiamo il mazzo di tarocchi 3 volte sui fumi di incenso, ripetendo ogni volta il nostro nome. Hildegarda, Hildegarda, Hildegarda. A questo punto disponiamo sul tavolo le carte a partire dalla numero 1, cioè dalla prima in ordine, suddividendole in mazzetti fino ad esaurimento delle lame. In questo momento non lo vedete, dopo adatterò l'immagine della cam così che possiate vedere ecco qua. Fatto questo, vedete come sono disposti, prendiamo il rametto di erba sacra e lo passiamo uno ad uno su tutte le carte. Approfittate per concentrarvi immaginate proprio che questa erba sacra e l'incenso che prima l'incenso ha ripulito e esorcizzato il mazzo, adesso con il contatto con l'erba sacra ogni lama viene resa in qualche modo sacra, no? Dalle vibrazioni di quest'erba, di questa pianta. L'alloro sapete che ha delle virtù straordinarie anche per cacciare le cose negative, per rimuovere e ripulire, ma anche per portare vibrazioni molto elevate. Fatto questo, raccoglieremo le carte nell'ordine inverso, dunque ripartendo dal fondo, raccoglieremo il mazzo di carte. Dovranno essere poi di nuovo nello stesso ordine con il quale eravamo partiti. Abbiamo quasi concluso, l'ultima fila. Perfetto, a questo punto il mazzetto è stato ricomposto, lo andiamo a riporre nel nostro sacchettino
insieme a una foglia del rametto, in questo caso all'oro, come ho detto, lo mettiamo qui insieme e via, possiamo richiuderlo. Non c'è bisogno di altro, con questo rituale non abbiamo necessità di esporlo ai raggi lunari o altre cose, abbiamo già utilizzato molti simboli, molti elementi nella nostra procedura e basta così, questo è più che sufficiente. Vedremo poi in futuro la consacrazione di un altro mazzetto ai 4 elementi insieme al quale appunto insieme ai 4 elementi consacreremo anche alla forza connessa al sacro nome del tetragramma. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano qui su YouTube, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al mio canale sempre su YouTube. Raggiungeteci nei gruppi Facebook, i Casti Sacerdotali Magia, Sibille, Tarocchi, Radiestesia. Potete raggiungerci anche su Telegram, dove abbiamo cominciato un percorso di correzione, rettificazione, di estrazione cabalistica ed ermetica per la preparazione appunto della via ermetica per la personalità magica. Vi ringrazio per avermi ascoltato e a presto alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda.